Piaciuto il commentatore veneziano, siamo in Arabia Saudita, 11esimi e 14esimi, cioè sarà anche facile sto gioco, ma forse se giochi con la Ferrari, inizio disastroso con una macchina che sulla carta è buona, non capisco i problemi di questo inizio di stagione, ma abbiamo finito alla grande, abbiamo ricominciato il secondo anno di merda, perfetto, molto bene, penso alla impresa a vincere il mondiale, boh, vai, si parte ragazzi con la McLaren ancora in difficoltà, Ferrari pole position, i primi secondi ricordo che Charles Leclerc è campione del mondo in carica nel primo anno, ma noi disastro assoluto. Blocco ruota avversario, qualcuno è andato dritto, non si sa chi. Latifi, ma tanto è dietro. Ocon 16esimo, ha perso 2 posizioni. Vabbè, non parlo più. Crisi nera per la McLaren. Purtroppo anche le altre macchine sono sviluppate bene e facciamo ancora tanta fatica. Facciamo tanta fatica, Beppe. Vediamo come, su che strategia sono tanti. Hanno le hard, qualcuno le soft. Norris fa fatica a superare Alfonso, perfetto. La coppia giovane che deve distruggere tutti sta facendo una fatica devastante. Oh, non lo supera, eh? Boh. Va bene. Ocon ancora 11esimi e 16esimi. Crisi nerissima. È vero che forse aveva messo tanto carburante, però che cazzo. Velocizziamo già un attimo perché vedermi così mi viene la... cioè mi viene. Ocon 15esimo. DRS attivo, DRS attivo. Ocon sta recuperando, Norris è in crisi nerissima. Da quando ha fatto gli errori l'altro anno, Norris è in crisi nerissima. Neutro. Neutro. Devo un attimo abbassare qua perché se no rischio anche, tanto non cambia un cazzo. Ocon è già veramente vicinissimo. Deve svegliarsi Norris però, altrimenti Ocon lo faccio superare, La McLaren è lanciatissima ora. Cioè non riusciamo a superare Alonso, Fioi. Cioè ma puttana troia, dai Fioi. Mamma mia che crisi nera. No, siamo completamente bloccati qua. Vediamo le gomme. Stiamo anche in crisi con le gomme. E di brutto anche. Ascolta Norris, sei un pippone. Non ostacolare il compagno, a me dispiace, ma stai andando malissimo. Ok. Vediamo se ne ha di più o co. Ma no, anche Norris è in grossa difficoltà. Yellow flag, yellow flag. Testa a coda di qualcuno. Di Zou che è ultimo, che bello, che culo. Ma la guardiamo. Guardiamola meglio. Qui abbiamo Joe. Bello. Clamoroso. Sì. Cioè, siamo bloccati da sti stronzi, ma come cazzo è possibile? Ma dai, ma Fioi. O troppo carburante è un problema, ma porca miseria. Bloccati completamente, guarda. Macchina in grossa difficoltà.
Addirittura Norris perde la sì, vabbè, c'è qualcosa che non va però, L'Alfa Tauri passa avanti. Incidente, incidente. Russell. Vediamo cos'è successo. L'incidente per Possiamo Russell. vedere la Mercedes. Non sembra grave. Tredicesimi e 14esimi. Crisi senza fine. A questo punto comincio a pensare sia il carburante, ma non riusciamo a superare questi, dai. Cioè, è inammissibile, inammissibile. E le gomme strausurate anche. Momento veramente difficile per la McLaren, che non è inspiegabile, sinceramente. Inspiegabile. Yellow flag, incidente ancora. Stiamo ostacolando tra di noi. Yellow flags. C'è un incidente. Strollo, beh, tanto. Non capisco veramente il problema di questa macchina, che non riesce a stare al passo con le Alfa Tauri. Non capire da dove derivano i problemi, perché veramente io non lo capisco, sinceramente. Cioè, ci superiamo tra di noi, basta. Bello. Ma no, non c'è niente da fare, non li siamo a 1,8 da Albon, ragazzi, ma... Crisi spaventosa. Non sono nei box, ma... Siamo nei box. Vai. Box now, box now. Quindi Norris, vai box. Stay close. Confirm. No, qua non dovrò farne anche uno in più. Copy. Vabbè. Lo so, lo so. Non possiamo andare insieme, siamo attaccati, perdiamo troppo. What do we do? Siamo in box. Vai. Però sono veramente demoralizzato ai massimi. Sia salita di una posizione. Just be careful with this tire. Yeah, copy. Abbiamo consumato tantissimo le gomme e in più... cioè, siamo messi malissimo in classifica. Cioè, peggio di così. Peggio di così non poteva andare. Ai box anche Ocon. 14esimi e 15esimi, perfetto direi. Vediamo se Norris riesce a scavalcare un po' qualcuno, ma la dirigenza sarà incazzata nera, giustamente. 8 secondi da Vettel. Boh. Veramente senza un senso logico. Certo. Sorpasso spettacolare della McLaren. Non capisco veramente i problemi che abbiamo. Guarda come usuriamo le gomme. Ma che cazzo ha la macchina? Ancora Magnussen ci supera. Haas è salita di posizione, Ah, ma ne giusto? facciamo anche un'altra dopo questa. Cioè, veramente mi girano i coglioni. Cioè, non è possibile, ma non possiamo aver fatto un crollo così. E la macchina comunque ha buone prestazioni, dai. Cioè, è ridicolo. È ridicolo. Ma no, non stiamo combinando un fico secco. Lontanissimi dalla zona punti, cioè una roba inaccettabile.
Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Che bello. E Norris deve tornare ai box anche, eh? Che bello. Boh. Crisi importante. Quindi andiamo veloci ragazzi perché tanto c'è poco da dire. Siamo fuori da tutto, fuori dai punti e non c'è motivo apparente perché la macchina ha buone, è messa bene come statistiche e tutto. Non si capisce sinceramente, non si capisce il problema. Se no, non ha neanche senso andare veloci, andare lenti perché tanto veramente è una gara già scritta. 13esimi, 14esimi. Va bene. Andiamo veloci perché tanto non c'è verso. Da capire quali sono i problemi che stanno distruggendo la McLaren. Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Un inizio così veramente inaspettato. Crisi nerissima. Siamo settimi nella costruttori. Già praticamente lontanissimi da tutto. Noi prendiamo soldi, non è cosa importante, ma per il resto difficoltà incredibili. Arrivano le pance laterali. Produciamole. Gran premio tra 11 giorni. Bisogna sviluppare sta macchina. E dopo guardiamo, ma... Allora. Va bene. Una gara difficile, lo so. Nuovo progetto. Allora. Cioè, non siamo messi male, cazzo. Vediamo dove abbiamo i problemi maggiori. 9. Velocità, accelerazione. Non è che miglioriamo di tantissimo, mamma mia. Tra 38 giorni. 25, sì. Bisogna. E ne facciamo anche un altro. Se non abbiamo ore, benissimo. Vai. Speriamo bene. Allora, dato di sospensioni. Ok.
Va bene. Mamma mia, dura, 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 fioi. Allora. Mettiamo decimo perché... No, zio. Siamo proprio in difficoltà. E veramente non capisco il perché. Mail. Allora, la comunità di sviluppo si potrà portare a modifiche di abbonamento, questo scoprono di nuove regole, modifiche tecniche minime. Dopo un attento esame regolamentare, riteniamo sia necessario portare numerose modifiche per incentivare una maggiore concorrenza tra le squadre. Di sviluppo, partecipazione divisionale, profilo tecnico. Ridurrà la competenza di tutte le squadre in rapporto ai componenti autocoinvolti. Tutte le squadre... io dico di sì. Boh. Sospensioni. Siamo in Australia. Prevista pioggia in qualifica, quindi fotte sega. Allora. Magazzino. Telaio, ok. Alettone, ok. In realtà non... Sì. Insomma, non siamo così scandalosi, eppure. Allora, telaio, ok. Alettone, ok. Sottoscocca, ok. Ok. Perfetto. Perché non migliora? Ah, perdiamo addirittura. Ah, bene, perfetto. Tutto regolare. È andato bene lo sviluppo. Non ho parole. Vabbè, ragazzi, cerchiamo dopo le qualifiche. Qualificazioni migliori, ottavi e noni. In realtà Norris si è preso una penalità di 3, se non era sesto. Quindi siamo andati meglio, che insomma abbiamo migliorato un po' anche la fiducia nell'assetto 91 con non male. Adesso vediamo, ragazzi, anche la penalità in prove libere ha tamponato una Ferrari, cioè veramente siamo in grossa difficoltà, ragazzi. Siamo in grossa difficoltà. Sotto un cielo nuvoloso, ma preparatevi per il Gran Premio d'Australia. Dai ragazzi, da far punti, raga, perché veramente non mi aspettavo un peggioramento così nelle prime gare. Via, partiti! Use overtake. Vai. Let's see what pace you can do. Dai ragazzi, dobbiamo svegliarci, punto e basta. Dobbiamo svegliarci. E subito Norris prende la posizione. Dopo una gara veramente volata via così in Arabia Saudita, orrenda. Già fa schifo la gara. E anche vedere questo non è bello. Dai che vogliamo riscattarci subito. Mondiale lungo, ma bisogna far punti. Prenderemo un punto in 2 gare, cosa abbastanza agghiacciante, contando la scuderia e i piloti che abbiamo. È vero che l'ultimo aggiornamento ha fatto cagare, addirittura ha peggiorato. Non so il perché, non so come sia possibile, ma è successo. Dai raga, dai raga, dai raga. Il plotone. È tutto diciamo chiuso, noni e settimi per il momento. Possiamo fare di meglio. Norris a caccia di Gigi Hamilton. Dai Norris, dai. Primo giro andato.
Ma vedo che comunque ancora non abbiamo quella fastest di Norris, ma non so come primo giro, ma non riusciamo a superare Hamilton. Ok, siamo tutti sulle medium. Good job. Tanto Ocon supera Russell. Chiaramente non è prevista pioggia oggi. Vediamolo. Ecco il replay. Ora diamo un'occhiata. Sembra Ocon. Buon sorpasso, bravo. Bravo, bravo, bravo. Adesso vediamo se Norris riesce a superare Gigi. Siamo bloccati ancora da Bottas. Dio madonna, Bottas, che palle di uomo. Attenzione, ci prova subito Norris. Bravissimo, mamma mia, vorrei fare un doppio sorpasso. Stiamo rischiando però. Niente, non riusciamo a sorpassare nessuno. Perdiamo tempo e perdiamo tempo. Mamma mia. Giro record di Leclerc. DRS enabled. Guarda come siamo vicini. Siamo a sandwich tra le due Mercedes, è pazzesco. Vai, provaci. Bravissimo, dai Lando, dai Lando. Facciamo fatica, facciamo fatica. Dai, metti il muso davanti, Lando. Yeah, it was a good job. Bravo Lando, bravo. La McLaren sale e va avanti. Ok. Adesso vediamo se ci riesce anche Ocon. Ci sta provando ovviamente con gli RS. Gara complicata. Gigi rompe le balle, Gigi. Norris prova a chiudere bene però. Norris è a caccia di Valtteri. Dai, superiamolo, bravo Norris. Well done, blau job, bravissimo Lando. Finalmente vedo un Lando. Okay, mate, nice work. Finalmente vedo un Lando. Anche Gigi supera Bottas. Devo stare attenti però perché Gigi ovviamente ne ha di più. E Norris ha già 2 secondi da Verstappen. Questo non è positivo purtroppo. Velocizziamo un attimo, tanto Gigi sappiamo che supererà Norris. Ocon sempre ottavo. Sta tenendo Lando. Pneumatici, siamo in difficoltà qui, pneumatici, Siamo leggermente sotto, mamma mia. E siamo a 1,9 da Verstappen, quello è il problema. Ocon non riesce a superare un cazzo di nessuno praticamente. Bellissimo. Possiamo velocizzare un attimo. Attenzione, Norris perde addirittura 2 posizioni però. Questo non mi piace. Posizione conquistata dalla Mercedes. Ottavi e noni, niente da fare. Non c'è niente da fare. Just be careful with this tyre. Yeah, confirm. Okay, keep looking after the Proprio non abbiamo minimamente il ritmo dei primi.
E ci supererà anche Gasly, che bello. Teniamo un po' le gomme adesso, che se no... I primi purtroppo sono, non dico lontanissimi stavolta, però... Ci vorrebbe qualche colpo di Sherlock Holmes profonda decimo. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Tanto vanno ai box i primi. Forse un po' presto. Forse un po' prestino a mio parere. Sesti e settimo, forse hanno tirato di più di noi. Ne vediamo un po', noi possiamo ancora andare avanti. Dopo avranno comunque le gomme già usurate. Entrati nella finestra dei pit. Siamo entrati nella finestra dei pit stop. Scusate. Adesso possiamo dare tutto. Stay close. Confirm. In Dai. maximum pace now. Proviamo a fare le ultime tirate. Overtake available if needed. Vediamo se ci riusciamo a superare qualcuno. Vai, dai, dobbiamo tirare adesso. Adesso è il momento di tirare. Opzioni box, andiamo di dure. Yep, we are box this lap. Box this lap. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Con Okov aspettiamo a fare un giro in più, ovviamente. Ocon ha perso un po', 5 secondi addirittura. A sto punto abbiamo il margine per fare il doppio pit. Vai, rischiamo tanto. So box now. Yeah, happy to box. Andiamo ai box, raga. Box tutti vanno ai box, questo è anche positivo. Però siamo 10º e 12º, mamma mia. Non lo so ragazzi, non capisco il problema, sono sincero. Non capisco cosa mi sta spingendo a far così male. Se devo mettere a posto anche la benzina, se no so cazzi. Dai Norris, dai, che non facciamo, non abbiamo ritmo, non c'è ritmo, fioi, non c'è ritmo. Non c'è un cazzo di ritmo. Norris nono. La McLaren sale e va avanti. Ok. Guarda, abbiamo un sacco di gente qua davanti. Pneumatici, avevo Norris 75. Ma l'Albon sono molto indietro, però questi vanno ai box sicuro. Quindi... stiamo un po' su standard, va, tanto questi vanno ai box. Dobbiamo fare un po' di punti per il morale adesso. L'Alfa Romeo Ok. guadagna una posizione. Pochi colpi di scena in questo inizio di mondiale. Ocon decimo, Norris settimo. Ottavi e noni. Con le gomme siamo anche messi male, perfetto direi. Dovremmo fare sicuramente un altro lap. Cioè un altro pit. Non capisco queste difficoltà. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Norris addirittura decimo. Ottavi e decimi. Noni e decimi. If you can, push. Yeah, fine. Dai fioi, dai. Overtake button available.
Yeah, confirm. Non se riusciamo a tirare un po'. Qualcuno va ai box ovviamente. Fine avanti ora. Ma facciamo purtroppo fatica. Yellow flag veloce. Yellow flag veloce, purtroppo. And save fuel from now, please. Save fuel from Bloccaggio di Gigi. I'm happy. Bloccaggio di Gigi, ma che tranquillissimo Gigi. Purtroppo Gigi è iper tranquillo. Siamo a 4 secondi da Gigi. now. Focus on fuel from now, please. Yeah, confirm. Siamo potenti col carburante. Big lifts. Confirm. Sarà un po' dura tenere. Oh, 10 giri. Sarà molto molto dura. Yellow flag veloce. Ottavi e noni rimaniamo, se tutto va bene. C'è stato un bloccaggio. Albo, ma non ce ne fotte one cazzo. Ok, e ok. Male, male, male. Facciamo tanta fatica. Abbiamo le gomme praticamente finite. Non possiamo più andare ai box ovviamente. Secondo me sarà dura anche fare punti. This is really good. In realtà sono messi male anche gli altri. Da botta sono messi anche bene. La McLaren sale e va avanti. La botta si è vicino, bah. La vedo dura. Teniamo poco le gomme. Facciamo cagare. Cioè, veramente disastrum. Bottas sta arrivando, ovviamente. Decimi e undicesimi, chiaramente. Benissimo. Molto good. Gomme finite, sto sbagliando anche io tutto. Cioè, sono un po', sono sincero, sono un po' demoralizzato perché non capisco che avevo fatto un bel sviluppo, la macchina era messa bene, non capisco sto crollo, sinceramente. Non capisco sto Use the pace crollo. now. Okay. Crollo importante. Norris fuori dei punti. Tutti e due fuori dei punti, ragazzi. Tutti e due fuori dei punti. Devo capire cosa sta succedendo, ma cioè, addirittura con un assetto del 91% si è ridotti così. Dopo la prima sosta, finito tutto. Benissimo. Settimi a un punto, cioè una roba. Siamo finiti quarti alla grande l'altro anno. In realtà siamo partiti male, ma che cazzo, adesso abbiamo però tutto lo sviluppo dell'anno scorso, non capisco. Va bene, raga, sotto il comandante veneziano cercherò di capire io il problema, ma situazione difficile. Raga, un saluto, alla prossima. Ciao!